Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Questa sera sono presente, vi ho trascurati venerdì, chissà se ve ne siete accorti, chissà se qualcuno ha pensato a me, chissà dove è finita la Hilde, ma sono qua. Questa sera vi dedico mezz'oretta del mio tempo per rispondere alle vostre domande. Ovviamente vi rispondo in forma gratuita, ma vi ricordo che sono disponibile anche per consulti privati a pagamento. Un consulto ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, dunque durante questo tempo eventualmente avrò modo di affrontare e approfondire le vostre domande e le vostre richieste di chiarimenti o di approfondimenti. Dunque, eventualmente, se vi fa piacere, se avete bisogno di me, io sono a disposizione anche in privato, come vi ho appena finito di dire. Bene, prima di cominciare la serata e dunque entrare nel cuore di questo appuntamento, vi ricordo che siamo disponibili il Marietto Veneziano ed io sui gruppi Facebook, dunque cercate i gruppi I Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dunque siamo sempre disponibili anche quotidianamente su Facebook. Se ancora non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, così potrete approfittare delle dirette commentando nella chat dal vivo per porre la vostra domanda gratuita. Bene, non solo questo, vi voglio ricordare anche che abbiamo un sito internet che si chiama ilcapitano.altervista.org, credo di poter dire a ragione che è il primo sito di radionica in Italia, dove sono distribuiti in modo gratuito numerosi PDF contenenti appunto delle raccolte di circuiti radionici che potrete usare appunto per molti ambiti e per riequilibrare molti aspetti della vostra vita. Infine visitate anche la sezione shop sempre nel sito Il Capitano, così che potrete eventualmente valutare quali sono i servizi che il Marietto ed io offriamo a pagamento. Benissimo, allora vediamo un pochettino adesso di salutare gli amici che sono qui con me questa sera, vediamo un po', mi tolgo gli occhiali perché a quanto pare vedo meglio senza. Allora, Chiara, grazie per il bentornata, grazie di cuore. Buonasera, buonasera al Marietto, buonasera Sara, buonasera Pierluca, buonasera Cristina, buonasera Maria, buonasera Sabina, buonasera Sandy, buonasera Marina, buonasera Lisa, buonasera Imma, oh cara Imma, buonasera Eva, buonasera Gabriella, buonasera Federica, buonasera Antonio. Direi di cominciare a rispondere alle vostre domande. Vi ricordo in ogni caso, se non riesco a rispondere alle domande di tutti questa sera, che gli appuntamenti comunque sono direi quasi quotidiani. Domani sicuramente alle 18:30 troverete sul canale YouTube il Marietto Veneziano, sempre per una mezz'ora del suo tempo, durante la quale risponde anche lui alle vostre domande con l'ausilio delle Sibille. Io tornerò il mercoledì insieme al Marietto Veneziano sul suo canale YouTube alle 21 e ancora venerdì alle 21:30 sempre qui dove ci troviamo in questo momento, mentre il Marietto Veneziano tutte le sere alle 18:30 ha il suo appuntamento quotidiano con le Sibille sul suo canale YouTube. Benissimo, detto questo, iniziamo dalla prima domanda che è di Cristina. Allora, le volevo chiedere, allora, il lei è bellissimo, ma crea un distacco a cui ancora non sono abituata. Potete darmi del tu. Comunque grazie, capisco che è per rispetto. Allora, volevo chiedere se torneremo assieme, Cristina 30 agosto 72 e Davide 28 giugno 71. Benissimo, allora vediamo un pochino per Cristina e Davide se c'è un ritorno. Un po', ecco qui.
Mm. Beh, non è che il taglio sia proprio esaltantissimo, eh. Allora, cara Cristina, dalle carte che vedo non posso dirti che vedo il ritorno, non credo proprio di vederlo. E anche se mi piace lasciare, come dire, lo spiraglio aperto alla speranza, non mi sembrano carte che facciano tanto presagire bene. Partiamo dal fatto che delle cose nascoste o delle discussioni, ma forse anche un senso di impotenza ha preso piede nel passato, ecco qua, nel passato recente, vedi, creando non pochi dispiaceri, ma forse anche, come dire, per un periodo, non so se ti è venuta la mania di controllare i movimenti o le cose o viceversa, o sei stata controllata magari da Davide. Diciamo che comunque una situazione dove non c'era molta serenità, fino a che si è persa la felicità e è stato necessario un cambiamento, addirittura uno spostamento fisico di qualcuno dei due. Ehm, Non sembra comparire una rottura definitiva nel passato recente, dunque non so in che termini vi siate lasciati, però mh, a vedersi non sono stati momenti felici, a quantomeno recentemente o in concomitanza della chiusura che hai indicato, perché se chiedi se torna. Allora, al momento vedi c'è anche la carta della gelosia, il che significa che in ogni caso ci sono circostanze che ti turbano, molto difficili, forse legate a una situazione, la presenza di un'amica, qualcosa che così non sembra essere di grande importanza, ma che comunque può creare appunto dei momenti difficili di tensione o delle vere e proprie gelosie. Comunque sembra che piano piano si possa acquisire una specie di normalità, almeno al presente. Però il tentativo di mettere a posto le cose non sarà semplice, ci saranno più che altro turbamenti legati a qualcosa che si porta dietro dal passato. Dunque non la vedo molto bene. In ogni caso potrebbe essere un chiarimento ma confuso che lascia spazio a molte perplessità e anche in un certo senso sì, eh, parla di un senso di sicurezza, di una fortezza, ma anche, capito, un qualcosa che sembra inavvicinabile, dunque mh, non è un ritorno, ma forse qualcosa che crea ancora più discussione. Non so che tipo di rapporto aveste, se eravate sposati, però non vedo qualcosa che spinga al di là di un interesse calcolato, oppure per un interesse calcolato Davide si è allontanato. Dunque la domanda, sai, non conoscendo la situazione di partenza diventa difficile da rispondere, però quello che vedo è che si insinua una relazione intima con qualcun altro. Dunque io non vedo un ritorno, vedo invece qualcos'altro. Non so se è per te che arriverà e subentrerà qualcuno, o se per lui, ma se dovesse riguardare lui, questo vuol dire che si allontanerà ancora di più per via di altre occasioni che si presenteranno nella sua vita. E come esito, vedi, lo so che aspetti e desideri che lui si faccia sentire, lo sogni e lo vuoi fortemente, però è bloccato. Non vedo un ritorno nel prossimo periodo, magari più avanti, ma ora la situazione non sembra permetterlo, da come sono messe le cose. Allora, andiamo avanti alla prossima domanda.
E, e la domanda di Sabina: chiedo per Domenico, 26 marzo 86, riuscirà a cambiare lavoro? Allora, Domenico del 26 marzo 86, riuscirà a cambiare lavoro? Vediamo subito. Allora, il taglio annuncia qualcosina, vale a dire che con la carta della costanza e della falsità sembrerebbe che un lungo periodo di attesa o di difficoltà sia in procinto di concludersi, e però deve fare attenzione, uno, a cogliere il tempismo giusto, e due, a non abboccare a qualsiasi promessa che gli possa essere fatta. Dunque deve usare un po' di discernimento il nostro Domenico. Vediamo un po'. Allora, beh, io non so se uno dei motivi per cui lui un po' soffre del lavoro che fa sia legato alla distanza, magari deve fare pendolare spesso, oppure rimpiange un'altra sistemazione lontana. Comunque, diciamo che inizialmente, nonostante la distanza o alcune difficoltà, o addirittura la possibilità che fosse una situazione temporanea, non con tutte le opportune dovute garanzie, possiamo dire, comunque ha dato degli esiti abbastanza interessanti. Qualche consolazione, qualche premio, diciamo così, qualche piccola soddisfazione l'ha raccolta. Allora, guarda, vedo che c'è una proposta nel passato recente, o qualcuno che in qualche modo gli ha prospettato delle possibilità, però questo è un cambiamento o comunque un pericolo per quanto riguarda Domenico, nel senso che o qualcuno che ha cercato di portargli via delle opportunità, delle occasioni lavorative, oppure una situazione che si insinua creando un po' di difficoltà. Allora, forse c'è anche un po' di confusione ora con una potenziale scelta, dunque è possibile che si siano profilate all'orizzonte una o due opportunità diverse rispetto al suo attuale lavoro o rispetto a quello di cui si occupa in questo momento, e questo porta un po', non so, anche confusione sia fra lui, le sue idee o quelli che sono le sue aspettative, ma anche eventuali consigli o cose che vengono dette dalle persone intorno a lui. Dunque è un momento un po' particolare. Può anche essere che non dipenda esclusivamente da lui o da queste persone intorno, ma potrebbe anche indicare che arrivano informazioni e comunicazioni che sembrano più ho sentito dire, o più un pettegolezzo che non un'informazione di una qualche utilità. Però al momento diciamo che c'è questo, così come la possibilità di presentarsi a un colloquio. Dunque potrebbe indicare che al presente gira voce che cerchino da qualche parte, ma non c'è una garanzia di qualche tipo. Nel prossimo periodo, tra l'altro, attenti perché qualcuno, vedi, ci sono le due carte del nemico, la nemica e il nemico sono nel prossimo periodo in mezzo al militare, cioè in mezzo c'è il militare, dunque una situazione veramente poco chiara che può portare non poche difficoltà, che può richiedere che Domenico presti la massima cautela e attenzione, ma che può anche indicare che in qualche modo avverrà un qualcosa che lo farà sentire un po' schiacciato e magari tenuto sotto controllo o
rimproverato o comunque una situazione non felice che si prospetta nel prossimo periodo e questo magari lo spinge ancora di più a cercare, a guardare altrove con una maggiore determinazione. Ecco che non lo vedo ancora cambiare lavoro, però lo vedo parlare di alcune opportunità con qualcuno, in particolare una figura, potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un amico caro, potrebbe essere un collega che già lo ha preceduto altrove, comunque una figura benevola verso di lui, che gli vuol bene, che potrà avere un'età al massimo entro i 40 anni, e che probabilmente gli starà accanto, gli darà una mano. Come esito, gran consolazione, riunione, amica, donna maritata. Sembra che lui sogni di tornare da qualche parte dove ha già lavorato. È possibile che abbia lasciato nel passato una qualche possibilità più vantaggiosa o più felice per lui, oppure addirittura può anche indicare che invece lui ha delle aspettative nei riguardi di un lavoro in particolare e che effettivamente avrà delle buone notizie e la possibilità di riuscire, anche possibilmente grazie all'aiuto di una persona amica o che comunque si prodigherà e anzi direi che saranno 2 le figure a sostenerlo, di cui una donna, possibilmente, già sistemata, nel senso potrebbe essere madre di famiglia, comunque è sostenuto e sembra proprio che forse riuscirà a realizzare una sua ambizione. Allora, andiamo avanti. Ora è il turno di Sandy. Allora, buonasera a tutti, sono Sandra, 19 febbraio del 69, David 23 agosto dell'82, ci sarà una ripresa della storia. Ok, vediamo un po'. Allora, Sandra, David. Ma allora il taglio devo dire che non è, non è un buon indizio. Sembra una roba morta che non torna dall'oltretomba, nonostante ci sia ancora un pensiero, però vediamo cosa dice la stesa. Ma scusa, ecco, ora forse si vede meglio. Guarda, vedi, la situazione è cambiata secondo me non per tua volontà. Credo che sia avvenuto un qualcosa al di là della tua, di quello che avresti voluto tu. Ehm, Anzi, probabilmente la situazione non sembrava neanche che dovesse cambiare così, in questo modo, ma vedi, apre con la carta della falsità, dunque la situazione o in qualche modo non c'era tutta la verità sul piatto, dunque qualcosa che, vedi, qualcosa che veniva taciuto o detto in modo non veritiero comunque ha portato dei cambiamenti. E in ogni caso, ehm, vedi, anche la presenza di un ostacolo e anche non so se eri tu la donna maritata, non so se tu attualmente sei sposata e hai avuto la storia con questo David, o se lui aveva accanto una moglie, una compagna. Di fatto non è una situazione che porta frutto, questa nel passato si direbbe proprio una cosa interrotta. E adesso vedi,
c'è la lontananza, ci sono i sospiri, probabilmente tu in qualche modo desideri che lui torni, ma non credo che torni. Il ladro indica che si insinuerà qualcun altro e forse verrai a saperlo durante una chiacchierata con qualcuno, magari una chiacchierata fra amici, oppure non lo so, una conversazione, magari te lo dirà lui stesso. Comunque non lo vedo tanto tornare. Ci sarà un momento, nel prossimo periodo dove probabilmente in qualche modo, ehm, non dico che torni in carne e ossa, magari in qualche modo, si riapproccerà verso di te, cioè si riavvicinerà, ma non è un ritorno. Vedo anche della difficoltà in qualche modo, come se lui ci pensasse, ma non sarà tanto sicuro di fare questo passo. E vedi, è come se valutasse i pro e contro di eventuali progetti o pensieri. Comunque, vedi, qua risulta comunque un uomo dell'età che ha, in effetti, dunque comunque sembra che resterà collaborativo nei tuoi confronti. Ora, quest'esito devo dire che è molto bello, è molto positivo, solo che bisognerebbe capire se questo indica che è una possibilità che lui ufficializzi una relazione, un rapporto con te, o se in realtà, proprio per via di un rapporto che viene ufficializzato, lui prenderà ulteriormente le distanze. Dunque, sinceramente non saprei, visto l'andazzo e visto il taglio, quale dei due piatti della bilancia penderà di più, però comunque non ti nascondo che sembrerebbe proprio un esito molto favorevole per te. Non tanto magari un ritorno vero e proprio, però una conferma di un legame comunque solido a modo suo. Allora, andiamo avanti e vediamo la domanda di Lisa. Allora, Lisa chiede se riuscirà a far fronte a tutte le spese da sostenere. Lisa è nata il 16 luglio del 70, vediamo un po'. Lisa ce la farà con le sue spese? Vediamo un po'. Allora, beh, il taglio è molto possibilista, ci saranno molte occasioni, tanto da fare e probabilmente si presenteranno anche delle idee, delle possibilità di concretizzare alcune ambizioni. È chiaro che non ti viene regalato niente, è un taglio che parla di impegno, devi proprio impegnarti anche facendo più cose. Allora, beh, in ogni caso non è una situazione del tutto tragica, ok? Insomma, vedo che sei in pensiero, vedo che sei anche preoccupata o forse anche ti senti sotto scacco, ci sono state delle perdite, forse delle spese impreviste, qualcosa che è entrato in concomitanza con una situazione lavorativa magari da sistemare. Diciamo che partiamo già dal passato con, non so se qualche scelta azzardata che è stata compiuta. Eh, certo, la fortuna
apre bene, nel senso che sembra forse le cose nel momento in cui stavano andando molto bene hanno attirato magari le invidie di qualcuno, oppure ehm, qualche colpo basso da parte di qualcuno che qui ti ha, ha creato un clima di incertezza e di difficoltà che hai dovuto affrontare in qualche modo. Magari non è stato facile all'inizio perché ti sei parecchio scoraggiata. Ora vedo che stai cercando di mettere una pezza, di sistemare le cose anche con il lavoro, ma lo vedo che sei, come ho detto prima, turbata, forse a causa di spese eccessive o di imprevisti. Però guarda, vedo che nel prossimo periodo inizieranno una serie di circostanze favorevoli, un po' perché, avrai delle persone a sostenerti. Vedo che parlerai probabilmente sarai sostenuta dalla famiglia, magari da non so se da una sorella, da una figura comunque, cara, o magari è proprio, la spinta e lo sprono che ti proviene dalla famiglia e dalle responsabilità familiari che ti permetteranno di ricevere delle o di attirare a te delle circostanze fortunate, delle occasioni positive. In ogni caso, ehm, ritengo che una mano ti verrà data. Ehm, Cosa succederà poi? Ti vedo un po' in attesa e forse qualche cosa o la possibilità di raccogliere delle entrate, qualche aiuto effettivamente prenderà dei ritardi, si dilaterà un pochino l'attesa, però mentre, questo senso di tormento, di avvilimento che conduce l'attesa, ti farà compagnia per un po', si sostituirà però a un'attesa molto più benefica, più positiva. Dunque, mi raccomando, potrebbe voler dire che magari il tuo tormento nel prossimo periodo potrebbe essere dato da una visione distorta della situazione, magari non è poi così terribile per come la vedi. Dunque, analizza bene quali sono magari le tue responsabilità nella situazione che stai affrontando e che ti troverai ad affrontare, ma non ti preoccupare perché vedo anche l'aiuto di quella che potrebbe essere una madre o una zia, comunque una figura di una certa età che ha esperienza, che non ha peli sulla lingua, ti dirà le cose per come le vede e anche se magari può essere irritante in alcune circostanze, però ti vuol bene e ti guida con, o quantomeno cercherà di darti una mano. Allora, guarda, non so se tu aspetti un rimborso di qualche tipo, però vedo che arriverà qualcosa, non so se ha una provenienza di tipo legale o a seguito di una separazione o comunque c'è un qualcosa che vedo che rientra una cifra per te e poi questo ti darà modo di organizzarti al meglio. Dunque, comunque in un modo o nell'altro, o perché ti provengono per un aiuto o perché ti provengono per una cosa legata a una giustizia che viene fatta nei tuoi confronti, ecco che ti vedo in grado comunque di organizzare e pianificare bene il tuo rientro di spese, ok? Allora, vediamo la prossima domanda che è di Imma. Allora, come proseguirà la mia attività lavorativa? 4 dicembre dei 60. Vediamo un po' per Imma e il lavoro. Allora, il taglio consola, nel senso che, arriva un buon esito, magari una conferma o un qualcosa a livello di mail o telefono, dunque riceverai una notizia positiva. Non so se sei in attesa di una qualche di una qualche conferma o di una qualche comunicazione, ma sembrerebbe comunque un taglio abbastanza interessante.
Mm. Allora, dunque, diciamo che nella linea del passato, nel passato recente, sono iniziate, delle dicerie o, lo so, le classiche voci di corridoio, un qualcosa che poi verbalizzato durante una qualche riunione. Dunque, in particolare, non so se c'è un collega uomo, comunque c'è un qualcosa che, a livello proprio di comunicazione, di informazioni viene veicolato e che fa parte così di un qualcosa che evidentemente ha una rilevanza nel passato, come pure la possibilità che sia stata cercata una qualche soluzione. Dunque, ehm, diciamo una situazione, non grave, e che ha un po' smobilitato tutti nel tentativo di arginare un qualche problema, di risolvere e di sanare qualche situazione. Allora, al momento vedi, questa comunque è una carta che garantisce sviluppi positivi, ma è come se un ritorno portasse dispiacere. Dunque è possibile che, una situazione per com'era nel passato adesso, dia dei pensieri, oppure che, sia stata data una qualche notizia che ha creato ansia o preoccupazione, però, vedo anche che, una persona amica che ascolta o che condivide con te questa comunicazione, comunque ti sta sostenendo. Allora, io adesso non so bene, cioè so perché ti conosco di persona Imma, dunque so che cosa fai, non so in che termini si è sviluppata la situazione da te. Devo dire che, certo da una parte, mhmm, non vedo grossissime preoccupazioni al momento attuale, dall'altra però è chiaro che una notizia può preannunciare qualcosa nel tempo, intanto adesso è causa di una qualche piccola preoccupazione. Allora, da una parte in futuro, perché sai adesso ci sono dei momenti piacevoli, ma in futuro un po' ti mancherà il tempo in cui c'era tutto quel bel movimento, quel darsi da fare, però vedo delle opportunità, delle occasioni, dunque magari dei momenti anche favorevoli ancora. Dunque è una situazione che, ehm, non ha grossi cambiamenti nell'immediato e addirittura, credo che riceverai delle proposte. Ora non è che dobbiamo intenderle come, cioè magari ci sarà un collega che ti corteggerà sul lavoro, ma può anche essere che questo indichi la possibilità che tu riceva più proposte lavorative e magari qualcuna è legata a qualche posto lontano. Io non so se stai pensando e stai guardando in qualche altra direzione col lavoro, però, ehm, in ogni caso quello che ti aspetta nel prossimo periodo non è negativo, apre degli spiragli anche positivi, per il futuro. L'esito è un pochino zoppicante, niente di drammatico, ma è chiaro che, una situazione cambia in modo che non dipende da te o dalle persone che hai intorno. È una situazione che sta vivendo, che sta come dire, generando cambiamenti e, instabilità. Vedi delle attese di cui non si capisce, né la durata, né il tipo di aspettative che possono esserci nei confronti di questo periodo e questo è ben detto da questa carta, perché probabilmente quello che posso dirti è che anche se non vedo oggettivamente
un qualcosa, un fatto che sul lavoro crei un qualche disagio materiale vero e proprio, però uhm, probabilmente qualche preoccupazione che nel tempo possa tutta questa situazione possa generare una qualche forma di perdita economica c'è. Dunque, più che altro percepisco un'ansia in quel senso, un senso di impotenza anche, che, crescerà nel tempo, ma non vedo, in realtà qualcosa di brutto. Certo, non sono carte facili, ma sembrano più su un piano emotivo di come gestire la situazione, che non un qualcosa di, materiale e oggettivo, Allora, benissimo. Io per questa sera, ho finito, ho concluso, però come vi ho detto tornerò in diretta con il Marietto Veneziano mercoledì alle 21 sul suo canale YouTube, dunque venite a cercarci sul canale YouTube del Marietto Veneziano, se non conoscete il canale cercate Marietto Veneziano su YouTube e iscrivetevi al suo canale così potrete porre la vostra domanda in diretta. Io sono comunque presente anche venerdì qui su questo canale alle 21:30, dunque vi aspetto a questi appuntamenti e vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto.